Il ministro degli esteri, onorevole Angelino Alfano, si prepara a modificare il nome alla forza politica fondata da lui nel 2013, dopo la rottura con Forza Italia, per appoggiare il governo del PD. Via la parola destra dal simbolo. Angelino Alfano ha già convocato l'Assemblea nazionale per il 18 marzo a Roma, con l'intenzione di trasformare l'NCD in un nuovo soggetto politico. Il 2 marzo ci sarà la direzione nazionale che definirà il percorso. Non si scioglie ma cambia veste la creatura politica nata dopo aver lasciato il partito di Berlusconi. La decisione dell'ex titolare del Viminale è arrivata al termine di una serie di riunioni con i big del partito. Passa così la linea dei filorenziani, nonostante le resistenze dell'ex ministro Maurizio Lupi, che avrebbe optato per un ritorno al centrodestra. Il prossimo 18 marzo Alfano a Roma proporrà all'Assemblea un'identità nuova. Un nome era già pronto, Italia Popolare, era la prima soluzione, ma risulterebbe già registrato. Moderati e Popolari potrebbe essere l'alternativa su cui si sta lavorando in queste ore. Sull'argomento abbiamo sentito il senatore Giuseppe Marinello, presidente della Commissione Ambiente al Senato. Per quanto riguarda il nuovo centrodestra, noi avremo una grande assise nazionale il 18 marzo a Roma, con una rifondazione di area moderata che riuscirà a comprendere parecchie anime oggi dei moderati e dei popolari italiani che sono frammentati in altre forze politiche, e siamo convinti che ci sia un grande spazio non solo nella cultura e nella socialità italiana, ma soprattutto nella politica italiana. Come vede anche la preparazione al voto in Sicilia, c'è tanta fibrillazione, tanta fermentazione, tanta frammentazione fra i vari partiti sia di destra che di sinistra. Noi stiamo lavorando anche qua in provincia di Agrigento per trovare delle soluzioni acconce nelle città in cui si vota, e prima fra tutto ovviamente Sciacca, che è la città più grossa, più prestigiosa, che andrà al voto. Spero che si arrivi anche a una soluzione positiva su Palermo. Ma è evidente che il tema politico siciliano è principalmente legato alle elezioni regionali, e credo che il nodo delle regionali si affronterà una volta chiariti i temi della questione nazionale. Sì, ecco, ci sarà la riproposizione del vostro sindaco attuale, Di Paola? Ma il sindaco praticamente ovviamente ha il diritto a ricandidarsi se vuole, ma ancora lui non ha comunicato questa intenzione, quindi allo Stato non sono le condizioni né di confermare né di smentire. È evidente che è un'amministrazione che ha lavorato bene, sta lavorando bene, ha fatto tanto per la città. Evidentemente il sindaco credo che nel giro di pochi giorni comunicherà all'opinione pubblica non solo di Sciacca ma di tutta la provincia la sua intenzione.